Quello di cui vorrei parlarvi oggi è in realtà di un disegno di Palladio. È un disegno che la pianta e la sezione di questa villa oggi si presentano su due carte incollate insieme fra loro. Tuttavia in origine facevano parte dello stesso foglio. Lo si capisce perché le linee di costruzione passano da una carta all'altra. Non sappiamo quando sono stati separati e reincollati, anche se sappiamo che i collezionisti, soprattutto settecenteschi inglesi, dei disegni di Palladio, erano abituati a bordare i fogli con delle linee rosse come questa, quindi possiamo immaginare che siano stati loro. È chiaramente quello che chiamiamo un disegno di presentazione, tracciato giustaponendo la pianta e il prospetto dell'edificio, un modo di rappresentazione dell'architettura adottato da Antonio da Sangallo e che Palladio può aver conosciuto nei suoi soggiorni a Roma. Pensando al committente da convincere, le misure sono impaginate con cura, in modo da non turbare la qualità grafica del disegno. Sono indicate le diverse forme delle coperture delle stanze, vedete, tratteggiate a crociera, a padiglione, a lunette. L'acquarello evidenzia lo spessore dei muri e l'effetto di chiaroscuro delle aperture in facciata. Palladio ha cominciato a progettare dalla planimetria, vedete, con delle linee incise. Palladio incide il foglio con uno stilo d'avorio, che vediamo lì, che poi viene riempito solo nelle parti che servono, e con anche dei segni a gessetto nero a guidare o a correggere il segno a penna. Ne vediamo nel momento in cui deve decidere dove interrompere il muro. Le due nicchie, vedete, sono in un primo momento riportate sul prospetto. Le due nicchie che si vedono in pianta accanto alla loggia sono riportate nel prospetto, ma poi, vedete, vengono cancellate, vengono grattate via dal foglio, da Palladio, perché evidentemente non lo convincono. James Ackerman, il grande studioso di Palladio, è stato il primo a sollecitare la novità assoluta di questa facciata. Una facciata nuda, laconica. Questo è un modello di ricostruzione del disegno che avete appena visto, osservando che questa facciata riflette la conoscenza palladiana dello stile spoglio dell'antichità, per esempio dell'esterno del Pantheon o delle terme. Questo è per guardare insieme qualche elemento del disegno, capire, vedete, queste sono le volte, i soffitti che sono diversi in ogni stanza, questi sono vari spaccati del disegno per farcelo capire, e questo è la costruzione. Dice Ackerman, questo stile di Palladio, vedete, così senza decorazione, i muri sono semplicemente ad intonaco, è qualcosa che Palladio può aver creato solo dopo aver visto di persona gli esterni del Pantheon, delle terme romane, cioè questi grandi edifici completamente nudi, naturalmente non lo erano spesso in origine, ma così li vede lui. L'osservazione di Ackerman è molto acuta, dice: mentre a copiare un capitello, una colonna, bastava un taccuino di architettura che magari un amico architetto fa vedere a Palladio a Vicenza, per capire questo tipo di architettura romana, questo aspetto dell'architettura romana, per Palladio era necessario andare fisicamente a Roma. Sul disegno che vedete ha scritto anche Howard Burns da poco, sottolineando proprio quanto questo disegno e questo edificio sia legato al mondo delle terme romane, per esempio i complessi di Diocleziano o di Caracalla, sia per la varietà degli ambienti. Questo è un disegno palladiano delle terme di Diocleziano, e sia per la facciata con i timpani interrotti. Vedete lì sul lato del disegno ci sono come il tetto forma dei timpani che appoggiano su un tratto di trabeazione, come abbiamo appena visto nel disegno, e anche per il fatto che le aperture sono filtrate da serliane. La fonte per Palladio è probabilmente uno dei cori di San Pietro, e questa struttura disegnata da Bramante a Genazzano, che Palladio vede e apprezza,
Ed è interessante che se noi paragoniamo il disegno di Palladio delle Terme di Diocleziano con quell'incisione che deriva dallo stesso disegno che Palladio ha copiato, cioè Palladio nel fare questo disegno copia un altro disegno oggi perduto, che è lo stesso su cui si basa Noyen per fare le sue incisioni, vedete che nel disegno in realtà le aperture hanno una trabeazione rettilinea e le colonne in piedi, e ad esse Palladio sostituisce sempre le serliane, questo nuovo tipo di finestra architettonica che gli piace particolarmente. Allora, guardato bene il disegno, dobbiamo dire innanzitutto che questo disegno fa parte di una serie di disegni, tutti risalenti agli anni 40. C'è quello che avete visto, c'è quest'altro disegno in cui vedete per esempio le stanze interne sono molto, il disegno delle volte è molto simile a questo, che potrebbe essere uno dei disegni per la villa Pisani di Bagnolo, però non sappiamo per che cosa sia questo disegno, non sappiamo per quale edificio possa essere. Secondo me il suggerimento più interessante lo ha dato 40 anni fa, ormai 50 anni fa, Howard Barnes, notando che probabilmente è una casa per due fratelli. Vedete infatti che ci sono due scalinate che salgono, che portano le due serliane, sono due appartamenti paralleli separati da una scala con una loggia in comune. Ma chi sono questi due fratelli? Allora, Douglas Lewis, uno studioso che ha fatto una celebre mostra palladiana a Washington negli anni 80, pensa che i due fratelli potrebbero essere, o non tanto i fratelli, ma i cugini Giuseppe e Antonio Valmarana a Vigardolo, di cui esiste, la villa esiste ancora oggi, ma esiste anche un disegno palladiano che come concezione in qualche modo non è così lontano dal nostro. Tuttavia le dimensioni, come vedete, non coincidono per nulla. Quindi non c'è nessuna relazione non sono due varianti dello stesso progetto. Noi sappiamo che molto spesso Palladio propone al cliente più varianti dello stesso progetto per permettergli di scegliere. Recentemente Howard Burns ha pensato che in realtà i fratelli che stiamo cercando potessero essere i due fratelli Tiene, che costruiscono la loro villa di Quinto che ci ha mostrato Tonci Foscari anche un attimo fa. Una villa, vedete, con la pianta allungata, larga, anche se le misure tornano fino a solo un certo punto, perché vedete, in effetti la larghezza coincide con la nostra, ma la lunghezza è di 123 piedi nel caso dell'edificio di Quinto ed è solo 89 nel caso nostro. Allora, tutto questo è per dirvi che esiste però un'altra villa palladiana che ha davanti a sé un elemento che è peculiare del nostro progetto, cioè quella, avete visto che nel disegno palladiano c'è una specie di terrazza davanti alla villa, a cui si sale da due ville. E io penso che stiamo parlando proprio di questa, cioè che il disegno di Palladio non attribuito fino ad ora come soggetto potesse essere un disegno di Palladio per questa villa, per Villa Contarini a Piazzola. Infatti esiste un'altra villa palladiana con davanti a sé un terrapieno alto circa 6 piedi, che noi possiamo vedere poi tra un attimo qui fuori, dove è incisa la data 1546, che tornerebbe con il nostro disegno, ed è una villa fatta per più fratelli, cioè la villa di Piazzola per i figli di Zaccaria Contarini, del ramo degli Scrigni. Zaccaria Contarini era un ricchissimo diplomatico veneziano che risulta aver avuto 10 figli da Alba Donà delle Rose. Dei 10 figli ne conosciamo almeno 3, vale a dire Paolo Contarini e suo fratello gemello Pietro.
Paolo Contarini ha una famiglia, Pietro non è sposato perché è un religioso, peritissimo nelle lingue greche e latine, amico di Sadoleto, di Reginald Pole, cioè dei grandi intellettuali europei del suo tempo, grande amico di Ignazio di Loyola, di cui fu anche uno dei primi seguaci, e Ignazio di Loyola rimprovera il nostro Contarini di un attaccamento un po' eccessivo alle sue grandi ricchezze. Fu poi nominato vescovo di Pafo nel 1557 e dal suo testamento, muore nel 1562, apprendiamo che esiste un terzo fratello maschio dei 10 iniziali, che si chiama Filippo, che però nel 1562 è già morto. Allora, se uno vi dice che questa è una villa palladiana, tutti scoppiano a ridere, perché la vediamo oggi trasformata dagli interventi dei secoli successivi. Però sappiamo che a partire dagli anni 40 del Cinquecento, una cosa di cui ci ha parlato Donata poco fa, è in costruzione una nuova residenza nelle tenute di famiglia Contarini a Piazzola. Sulla base dei dati disponibili, Donata Battilotti ha ipotizzato un inizio del cantiere per la costruzione del terrapieno, che dopo uscendo potete vedere, dove è incisa la data 1546, quindi un arresto del cantiere, quindi si comincia la villa, si fa il terrapieno, poi ci si ferma, e poi una successiva ripresa dei lavori intorno alla metà degli anni 50, che porta alla realizzazione della parte muraria dell'edificio, che è rappresentata, come vedremo, in una mappa del 1556, quella che ha mostrato poco fa la Donata Battilotti. Poi i lavori di finitura proseguono fino ai primi anni 60. La cosa interessante è che i documenti relativi al cantiere dicono che i committenti sono Paolo Contarini et fratrum, cioè effettivamente è una casa non per un proprietario unico, ma per 2 o, come abbiamo visto, 3 fratelli. Allora, esiste dal 1700 un rilievo di questa villa, che è il rilievo della planimetria della villa Contarini come oggi, fatta da Francesco Muttoni. Se noi sovrapponiamo, non so se riuscite a vederlo, la pianta di Palladio con il disegno della villa, vedete che torna in tanti elementi molto importanti, cioè nella larghezza dell'edificio, coincide esattamente, coincide, vedete, la dimensione del grande atrio, che in Palladio aveva le 2 absidi. Poi la cosa molto interessante è che coincide, vedete, il muro su cui appoggia la scala. Cioè, quindi, come dire, che la scatola muraria esterna coincide e anche la divisione interna della villa e anche, come dire, la presenza di 2 serliane che infatti se noi sovrapponiamo l'alzato del disegno di Palladio alla facciata attuale, vedete che le 2 serliane del disegno di Palladio coincidono con le serliane esistenti. Allora, noi constatiamo una notevole coincidenza nelle dimensioni, sia in larghezza che in profondità, sia nella disposizione delle murature. Ugualmente significativa è la sovrapposizione del prospetto. Allora, se noi poi guardiamo con attenzione la mappa che ha appena mostrato Donata e la ingrandiamo il più possibile, vedete, si legge chiaramente il terrapieno e sotto quelle 2 specie di torrette, vedete, ci sono delle aperture un po' strane che potrebbero sembrare delle serliane. Vedete, non sono delle semplici finestre, ma sembra di vedere qualcosa di più grande con delle colonne al centro. Quindi un'ipotesi potrebbe essere quindi che il disegno di Palladio sia una proposta per la villa per i fratelli Contarini, sia servito un disegno fatto per la prima campagna dei lavori alla metà degli anni 40, cioè al momento della realizzazione del terrapieno, che esiste ancora, e poi naturalmente successivamente modificato con l'innalzamento delle 2 torri a lato del prospetto. Se questo fosse vero, e naturalmente le ipotesi, vedete, sono più delle certezze, però ci troveremo di fronte a una prova della come dire, progettazione palladiana di questo edificio. Ho dimenticato di dirvi che il disegno su cui abbiamo ragionato
fino ad adesso, è un disegno conservato a Londra, nel Royal Institute of British Architects, dove sapete che sono conservati circa il 90% dei disegni di Palladio comprati nel Veneto o portati via, non lo sappiamo, da un architetto inglese all'inizio del Seicento e conservati come vere e proprie reliquie a Londra dagli amici inglesi. Grazie.